In una giornata nebbiosa, i 6.500 metri cubi al secondo del Po di Venezia, uno dei rami principali, come vedete sembrano un mare, e questo è quello che insiste sull'argine. Ora mi trovo sull'argine, che è gigantesco, ma il problema non è tanto il fiume in questo momento, che come vedete non raggiunge l'argine, ma se scendo l'argine dall'altra parte andiamo dove ci sono gli uomini della protezione civile. Il problema in realtà è quello che in un nostro giardino non ci creerebbe molte preoccupazioni. È questo vuol dire che una nutria ha scavato qui sotto, nutrie, tassi, ma soprattutto nutrie, e naturalmente questo crea dei tunnel che potrebbero portare da qualche parte. Il grande problema quindi è, e adesso non vi guardo perché devo vedere dove metto i piedi, attraversare qui e arrivare dove esce un fontanazzo. Il fontanazzo è a volte dovuto alle nutrie o comunque a gallerie che in qualche modo si formano sotto l'argine ed escono qua. Come vedete qui c'è l'argine, se vedete la parte con il cerchio più scura è quella dove l'acqua sta uscendo. Questa è monitorata, vedete c'è Magistrato delle Acque Venezia, quindi sono i sacchi di sabbia proprio per tenere sotto controllo. Nulla di grave se vengono tenuti sotto controllo, grave invece se ne saltano fuori di nuovi e non ci si accorge che stanno saltando fuori, non si può intervenire. È quello lo scopo della protezione civile quando c'è una grande piena sul Po come questa. Fontanazzo, questo è un fontanazzo storico che c'è sempre stato, perché qua col discorso gli argini sono stati dopo l'alluvione sempre alzati, ci sono stati sempre dei lavori e ci sono anche dei fontanazzi naturali che non sono dovuti alle nutrie, sono fontanazzi, trafilamenti che si sono creati dovuti alla piena, all'altezza dell'acqua, quindi spinge verso i fossi. I fossi sono fatti apposta per poter rilevare la presenza di questi fontanazzi.